Giuseppe Deni, patron dell'Agragas, il comune ha pubblicato il bando a evidenza pubblica per affidare la gestione dello Stadio Seneto per 5 anni con opzione di rinnovo per altri 2. Il suo punto di vista e se lei, non so, parteciperà stando a quello che è previsto nel bando? Ma diciamo che io sono passato dalla contentezza per la pubblicazione del bando ad una delusione tremenda avendolo letto. Il bando ha tre criticità che sono fondamentali. Significa che vero è che l'amministrazione mi può autorizzare a fare eventi extracalcistici, no? Anche eventi commerciali, però io ogni volta devo chiedere l'autorizzazione all'amministrazione comunale. Significa come se io mi affittassi una casa e quando devo organizzare una festa di compleanno devo chiedere l'autorizzazione al proprietario, cioè è indecorosa una cosa del genere. La seconda criticità è che questo bando non prevede che eventuali migliorie a spese della società non ne vengono estese negli anni di concessione, anche se il regolamento comunale sugli impianti sportivi prevede che si possono allungare i termini quando si fanno interventi fino a 15 anni e questo il bando non lo prevede. Per cui voi capite che non so se mi spiego. E poi il fatto che questo bando prevede che la società si deve occupare pure della straordinaria amministrazione, significa che se cade la tribuna coperta o un muro qualsiasi del Seneto tocca a me il rifacimento e mi pare che qua abbiamo toccato completamente a fondo. Ecco, per cui diciamo se l'amministrazione comunale non rivede questo bando, a noi non siamo interessati a partecipare. Quindi, diciamo, si deduce che non parteciperete, insomma, allora. No, così com'è il bando dice, è un castigo di Dio. Assolutamente no, non siamo interessati. Insomma, una delusione rispetto alla contentezza iniziale. Ma scusatemi, io c'ho per ora, a me lo stadio mi serve per, diciamo così, gli eventi calcisti e paga l'acqua la paga il comune, l'elettricità la paga il comune. In quel caso che cosa cambia? Che si trasferisce il pagamento delle utenze dal comune alla società. Cioè, ma che bando è? Ma che bando è? Il canone Cioè, è ammonta, vergognoso. il canone, c'è scritto qui nel comunicato, ammonta a 18.000 euro l'anno? Sì, sì, ma vi dico, quello non è il problema di 18.000 euro, è tutto il contesto che è veramente vergognoso. Scusi, io non posso accettare che in un bando che mi autorizza a fare eventi extrasportivi io venga limitato perché ogni volta devo chiedere l'autorizzazione e se c'è un sindaco che io non mi va di votare, mi segue, questo sindaco non mi autorizza a fare niente, per cui qual è diciamo così, il vantaggio che la società ha di questo bando? Anzi, è un peggioramento, mentre prima noi non pagavamo le utenze, con questo bando ci dovremmo accollare pure l'utenza, è un castigo di Dio.